Questo libro nasce da un felice incontro con Gilberto Furlani ed è il primo di, spero, mi auguro, una lunga serie di pubblicazioni dell'autore. Dicevo che nasce da un felice incontro perché è uno dei pochi libri che affrontano il tema del pellegrinaggio ad un santuario votivo con caratteristiche più divulgative che scientifiche. Rispetto ad altre pubblicazioni, l'apparato iconografico è tracciato in maniera molto lieve con dei disegni che ritraggono quelle che sono le espressioni più caratteristiche di questo luogo, il famosissimo coccodrillo appeso, donne con seni e altri arti mutilati, ecco, e quindi si colloca sicuramente in uno spazio inesplorato in cui la narrativa si fonde in maniera molto forte con la saggistica, rimanendo comunque, come ho detto prima, su un piano divulgativo. Questo è l'unico testo di Miraviglia Editore che tratta di un argomento sacro, comunque aderente al sacro. Io ho concepito il santuario come la soffitta di casa nostra. Quando ci capitava da bambini di andare in soffitta col nonno, il nonno riusciva nella magia di fare rivivere cose vecchie, impolverate, e queste cose vecchie impolverate ci davano il senso della nostra casa, il senso della nostra famiglia, il senso della nostra storia, il senso della nostra vita. Questo santuario è la soffitta di casa nostra. Appena entri hai il coccodrillo che ti sovrasta, c'è buio, un santuario particolarmente buio, però più ti allontani, più ti avvicini all'abside, più ti avvicini alla sorgente della luce, che è la sorgente della grazia, la tavola della Mater Grazia.